Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel Parco Naturale delle Dolomiti Bellunesi. Siamo a Sovramonte, per l'appunto in provincia di Belluno. L'escursione di oggi andrà verso il bivacco di Malga alle Prese, dopodiché andremo a vedere la croce di Naroen, se l'accento è sbagliato spero abbiate capito lo stesso, e da lì poi scenderemo dietro e faremo un piccolo anello superiore per poi tornare alla macchina. Buona visione! Il punto di partenza è qui vicino al ristorante L'Antica Torre. Attenzione che il parcheggio che c'è qui è per i clienti, è riservato ai clienti, però in questo caso, in questo periodo il ristorante è chiuso e quindi io ho parcheggiato tranquillamente. Fate attenzione insomma se venite di qua. Qui vediamo subito il cartello Casera alle Prese 818 da questa parte e abbiamo parcheggiato lì. Quindi qui partiamo da 792 e c'è anche la croce di Naroen sempre da questa parte. Partiamo. Dopo qualche minuto troviamo un altro cartello, qui ci dice anche 1 ora e 40 per arrivare a Casella alle Prese, sempre 8:18. Bellissimo il cartello nuovo. Di qua invece a sinistra si può andare a fare il giro delle Malghe. Proseguiamo. Il sentiero inizia qua su questa stradina comoda in mezzo a casette, molto bello. Oggi il meteo è un po' nuvoloso, oggi è il 5 di gennaio, in macchina segnava -2, qui passiamo in mezzo a due case, che storia. Oh, nel ghiaccetto. Da qui abbiamo una bellissima panoramica sull'altopiano di Sovramonte. Che spettacolo! Non ero mai venuto qui a Sovramonte, veramente bellissimo, neanche sapevo fosse un altopiano. Comunque qui, allora, sentiero, qui che è su strada di cemento, presenta dei tratti ghiacciati e per non dover mettere i ramponcini per 1 metro, basta stare un po' attenti e girarci intorno. Comunque anche qui già pende abbastanza. Allora qui c'è un bivio, ma strada principale è questa a sinistra e c'è anche TS di qua, l'altra sicuramente andrà a casa di qualcuno. Seguiamo quella principale. Mi sono tolto uno strato perché anche se c'è freddino la pendenza ti fa sudare, non c'è aria e quindi caldo. Pende molto questo sentiero e penso che più tardi penderà ancora di più. Qui arriviamo in uno spiazzo, c'è anche una tettoia, vediamo qua che è tutto segnalato, la strada gira qua a sinistra e dobbiamo andare per di là, si vede la neve. Guarda qua che panorama che si apre. Ecco qui un bivio. Allora, la strada
sembra semplice, via per di là. Questa sembra una roba impervia e ripida. Secondo voi dove dobbiamo andare? C'è scritto TS lungo e corto, ma noi non stiamo facendo il TS, dobbiamo andare alle prese. E sì, ok, andiamo da questa parte, quindi non su qua dritti ma per di qua. Arriviamo in questo punto dove ci ingolosisce andare per di là perché è dritta, ma invece dobbiamo girare qua a destra per di qua. Sotto in descrizione vi lascio sempre il link per scaricare la traccia GPS, così potete seguire i sentieri che facciamo. Qui troviamo anche il segnetto bianco e rosso. Giù di qua. Paletto. Ah, adesso ho capito. Quel bivio che avevamo visto giù prima era questo praticamente, e quindi venendo su diretti si arrivava nello stesso punto. Adesso qua il sentiero, come vedete, è un po' più impervio. Wow, vediamo com'è. È super pendente. Ci sono i segnetti però bianchi e rossi del CAI. In questo punto dove parte questo sentiero un po' strano abbiamo fatto 300 metri di dislivello, quindi siamo circa a metà strada, dopo 45 minuti e 1 km e 800 metri. Vediamo se ho riacquistato un po' di fiato. Se la prima metà del sentiero è pendente, è solo un assaggio, un riscaldamento per la seconda parte. Qui la pendenza è molto più elevata, è devastante. Quindi mi fermo, faccio un pezzo di video proprio per riprendere fiato, anche se non è che funziona proprio perché parlando non riprendo fiato. Come vedete anche oggi non c'è Ge, sono da solo a fare questo sentiero. Ge la ritroveremo in montagna tra un altro paio di mesi, comunque tranquilli, niente di preoccupante. E marzo ritorneremo insieme in montagna. Quindi venendo poco in montagna, come vedete è un paio di mesi che non pubblichiamo video. Il fiatone di oggi lo dimostra. Comunque nel nostro secondo canale cominciamo a pubblicare qualche video di robe turistiche, i viaggetti che facciamo. Quindi se volete vi metto il link sotto, andate a dare un'occhiata. Se invece volete stare in contatto di più ancora con noi, vi metto qui sotto i riferimenti ai nostri social su Instagram, che così vedete in tempo reale cosa facciamo, se siete curiosi. Spero non vi arrabbiate. Qui nel canale metterò anche qualche video di giri in bicicletta che faccio nei paesi intorno a casa. È un po' che li faccio e volevo pubblicarli e fare un progettino di 3-4 video con giri in bici che si possono fare in Polesine da pochi chilometri a tanti chilometri. Dopo un'ora abbiamo fatto 430 metri di dislivello, 2 chilometri e 100 metri, siamo a 1200 di altitudine. 400, mancheranno altri 200 metri. Forza dai che qua penta bene. Riposino fatto, si procede.
Qui vediamo che qualcuno si è fatto casa, che figata, casetta qua, negli affacci più totali. Dovrebbe esserci comunque la strada qui sopra, quindi non è proprio dispersa. Infatti lì c'è la casetta e qua c'è il cartello per la croce di Narwen. Su per lì c'è il segnetto bianco e rosso. Ma un'occhiatina veloce a casa la diamo, perché no? Tocchiamo niente, non facciamo danno. Diamo un occhio. Hanno il pannellino solare. C'è un libro. Vediamo un occhio. Sì, qui abbiamo trovato qualcuno che si è firmato il 1° gennaio e anche il 4 gennaio. Già da Luigi, Capodanno, e Max, 4 gennaio. E c'è anche un sacco di libretti lì, di firme, di gente che passa per di qua. Naturalmente chiuso. È chiuso. Però ti fai la sosta qui seduto, se non dai fastidio. Forte. Notare il ghiaccino che c'è. Che forte. Adesso noi proseguiamo. Arriviamo da lì sotto e qui incrociamo la strada. C'è una strada, wow. E mi sa che dobbiamo andare lì sopra. Devo passare sto pezzo qui. Vediamo se muoio. Vedi come schiocca. Allora, casare alle prese, sempre su di qua. È un po' rotto il cartello, però insomma. E arriviamo noi da Zorzoi, sempre 8-18, escursionisti esperti. Infatti là vediamo cartello Narwen. Ah, che robetta. Poi un film. Anche se ho il fiatone, pezzettino quasi godurioso rispetto a prima. È un sogno. Penso che duri poco, comunque meglio di niente. Qui bivietto, ma vediamo il cartello, quindi giriamo di qua. Qua si apre una radura. Si vede, siamo arrivati. Arrivati. Al panorama. Spettacolo. Siamo arrivati. Wow, allora 1 ora e 35, 670 metri di dislivello, 3 km 200 metri, siamo a 1450. Il cartello giù diceva 1 ora e 40, abbiamo messo 1 ora e 35, quindi anche fuori forma. Dai, non sono proprio da buttare via. Sì, siete voi che mi tenete sempre compagnia quando non c'è la panorama. Oggi nuvoloso purtroppo, col sole qua, spettacolo. Comunque bellissimo.
Andiamo a vedere sto bivacchetto, bivacco Malga Le Prese. Tiriamoci un po' buietto, ma speriamo che si veda lo stesso. Allora, tavolino, una dispensa, stufetta, legnaia penso, e sopra reparto notte con 1 2 3 4 letti, cuscini, materassi, si vede anche c'è buio. Allora dentro qua è dispensa, c'è un sacco di robetta, ma non ti sembra che sia troppo, che fosse qualcosa lì. Comunque ci sono un sacco di robette chiuse, comunque minestrone di verdure, va benissimo, ceci, super, risotto ai funghi porcini, oro, dei sughi, va bene, scatto di sgombro, stuzzicadenti, posatine, c'è anche una marmellata aperta, adesso c'è fresco ma li si mantiene. Libretto forse del bivacco, vediamo, un sapone di Marsiglia, dei guanti, accendino, assorbenti. Allora, meglio che ci siano, che così se qualcuno ha bisogno, ma poi dovete portare, quando su quei sporchi vi portate a casa non li lasciate in giro, vero? E ci andiamo dentro qua, materassino e una moca. Qui nella legnaia abbiamo anche un po' di legna, bravi, che l'hanno lasciata. Stufetta un po' malconcia. E c'è anche un fornello col gas, ma il gas non so se ci sia. E lì c'è una parte chiusa. Ecco qua, comune di Sovramonte, Malga Le Prese. Adesso qui al bivacco Malga Le Prese mi faccio il pranzetto. Allora cucino dentro, che non si vede perché c'è buio, ma poi dopo mi metto qui fuori a mangiare, qui fuori, e cucino dentro, tanto sono i girasoli e i funghi porcini, classicone. Fame, mangiamo qualcosa. Ecco qua, mentre faccio i girasoli con il telefono che mi fa da torcina per farvi vedere. Dai, quasi pronti. Eccoci qua con cibo pronto, e qua dal bivacco Malga Le Prese, buon appetito a tutti. Che robetta. Prepariamo il caffè. Super. Si vede il fiato? Fuori c'è molto più freddo. Infatti, anzi, robetta segreta, alla fine non ho mangiato fuori, sono tornato dentro, perché anche se c'è tutto spento, non c'è il caminetto, cioè stufa accesa, si sta molto meglio qui dentro. Mamma mia che freddo. Mentre va il caffè, vi dico che, visto che qui ci sarebbe anche gli accroci da andare a vedere, magari appena mangiato, andiamo lì su un altro 100 metri di dislivello, quindi 20 minuti. Avete visto, no, che abbiamo incrociato una strada prima? Quasi quasi, guardando in cartina, forse passando lì per la croce, poi si va giù da un'altra parte e si riesce a arrivare a quella strada lì. Quindi magari facciamo un piccolo anello qui sopra, non so com'è il sentiero lì alla croce, ma andiamo a vedere. Caffettino e poi si riparte perché altrimenti ci congeliamo.
Ma che robetta! E buon caffè fumante. Abbiamo lasciato tutto pulito e in ordine. Adesso sono arrivate altre due persone che fanno una piccola merenda anche loro lì a riparo un po' dal freddo, perché c'è veramente freddo. Mi sono rivestito bene e adesso andiamo verso la croce, e quella che abbiamo visto prima, i cartelli ovunque. Adesso vediamo un po' per dove andare. Sì, è la croce di Narwen ed è qui, c'è una specie di bivio qui sopra e poi da quella parte. Proviamo ad andare su prima, mi metto anche i guanti perché c'è veramente freddo. Qui c'è anche un altro sentiero per andare su a Maglia Vagliazza, ma noi invece andiamo giù di qua. Eccolo qua, Narwen, di qua. Questa parte qui è un bel sentierino in cresta, non è in cresta insomma, però con un bel panorama alla nostra sinistra, piacevole. E poi è quasi in discesa, direi, dritto barra discesa. Poi proseguendo sempre per questo sentiero dovremmo incrociare quella strada che avevamo visto salendo. Qui arriviamo da qualche parte. Diamo un occhio. Ci sono delle specie di panche. Sì, un sacco di panchinette qua. Ma figo, bellissimo qua. Ma dai, che roba. Molto rustico. Ah, ecco la croce. C'è anche da fare il barbecue qua, ma che tavolate. La legna con il nailetto sopra, un altro mega braciere, che figo. E là in fondo vediamo la croce, eccola là. Wow! Che robetta! Panorama eccezionale. Arrivati. Non so, ci abbiamo messo 10 minuti, quarto d'ora dal bivacco. Un sentiero semplicissimo, panoramico. Siamo arrivati alla croce. Bello. E poi proveremo a scendere di qua. Adesso intanto ci godiamo un po' il panorama. E se tu cadi noi ti rialzeremo. Rimessa in piedi dal gruppo alpini Zorzoi dopo la tempesta Vaia, che questa adesso è caduta e loro ne hanno rimessa su. Ok, ho controllato la cartina. Sì, adesso dopo la croce continuiamo a scendere di qua e dovremo trovare la strada di prima. Wow, dai che facciamo un piccolo anellino qua sopra. Andiamo su.
Ecco qua, boscaioli romantici. Carino, una seduta col cuore. Comunque qui è un po' esposto, è molto ripido. Sti tenti. Qui il sentiero è abbastanza esposto, infatti non riesco a fare riprese e camminare insieme. E scivoli usino perché è pieno di foglie, è bello esposto, ripido. Sti tenti, insomma. Bello tosto qua andare giù. Sì. Bello tosto. Dai. Pian pianino si va stando attenti. Cioè, vedete, così è dritto. E così è pendenza. Si intravede una strada. Quindi siamo giusti. Adesso intanto proviamo a scendere, sempre per di qua. Hop. C'è quest'ultimo pezzo qua, vai a difficoltà di tutto il sentiero, cioè che roba, devo andare giù dritto. Adesso pianterò il culo. Sì, il sedere. Proviamo ad andare giù per qui. Allora, sono vivo, sono sceso, ma secondo voi vi sembra un sentiero questo? Cioè. E come si fa? Ok, abbiamo acquisito la strada. Adesso dovrebbe esserci un bivio, devo prendere quella più a destra. Vediamo se c'è il bivio intanto. Ok, il bivio dovrebbe essere proprio questo, dove c'è la ruspa. Sinistra e destra. Andiamo a destra. Ho qualche lavoretti. Bestia. Molestia. Ok, che molesto. Che molestia. Roba. Adesso andiamo per di qua. Arrivati a questo tornante, in teoria dobbiamo cercare un sentiero laterale per scendere, e noi dobbiamo tornare dove abbiamo messo la macchina. È un po' scivolino. Vediamo se qui appena di più giù. Qui no. Sia questo. Sì, fatto il tornante, qui è questo qui e va giù dritto. Andiamo un po' di qua. Questo è uno dei 2-3 bivi che non sono segnati, quindi vi ricordo che sotto in descrizione c'è la traccia GPS se volete seguirla, se no ve la cercate sulla cartina che comunque è intuitiva. Adesso noi andiamo giù di qua. In pratica vi ricordate la salitona che abbiamo fatto prima fogliata? Questa è identica, so che è parallela. L'altro sentiero è esattamente là di là, c'è un vallone e si vede l'altro sentiero. Siamo paralleli a quello che abbiamo fatto in salita. Adesso stiamo facendo in discesa, vedete, giù di qua. Però qua si apre già e andiamo giù in un baleno. Adesso ho capito tutto, allora, sono sceso da qui adesso. Questa è la strada che prima ci invogliava ad andare dritti, invece dovevamo girare. Praticamente un sentiero è questo e l'altro è questo qua. Noi siamo saliti da qua e siamo scesi di qua, quindi il nostro anello superiore l'abbiamo fatto. Adesso ritorniamo per la stessa strada che abbiamo fatto all'andata. Avevamo girato per qui prima, che ci sono i segnetti sia bianchi e rossi che blu. Scendendo si ha sempre la visuale un po' più chiara della strada che stai facendo, e ho notato che c'è sta righetta qua e quindi si riesce a tagliare tutto quel tornante ghiacciato, e addirittura sembra ci sia una traccia che taglia anche qua giù. Quasi quasi proviamo a non fare zig zag, andiamo dritti per giù.
siamo tornati al punto di partenza. Era 4 ore e 14 totale, compreso il pranzo, e 738 metri di dislivello positivo, 9 km e basta. Allora, se ci fosse già mi direbbe fa veloce, non tirarla lunga. Bel giretto da fare, tranquillo, incrociato solo 2 persone al bivacco e basta, quindi forse era anche presto adesso, sicuramente vedo che ci sono altre macchine qua in parcheggio, quindi qualcun altro è partito. Bellissima zona, bellissimo tutto. Iscrivetevi al canale, mettete like, un bel commento, che così mi tenete compagnia le volte in cui non sono in compagnia. Ecco, vedi, già mi avrebbe già sgridatissimo adesso. Anzi, quando vedrà il video dirà ecco, lo sapevo. Like, condividete questo video con tutti i vostri amichetti di montagna, che loro vogliono vedere i posti dove andare, sono golosi di escursioni e voi dovete nutrirli con i nostri video. Ciao a tutti e alla prossima escursione. Ciao!